Vasquez, torni in Sicilia dopo 7 anni da quando sei sbarcato qui sull'isola. Che sensazioni ti porti dentro all'inizio di questa nuova avventura a Trapani? È una bella opportunità per dimostrare sempre il mio valore. Quando sono stato in Sicilia mi sono trovato bene, quindi contento di tornare. Tra l'altro per te sarà stato sicuramente particolare iniziare questa stagione dove tutto è iniziato a Troina, dove hai fatto benissimo la tua prima stagione italiana, tanti gol. Tornando a calcare quel campo, che sensazioni hai provato? No, sensazioni indescrivibili. La realtà è che per me è stato bellissimo tornare lì, che per me e per la mia famiglia è stato un posto importante per la nostra vita, quindi niente, contento soprattutto di ritrovare persone che ci vogliono bene. Ecco, tu hai girato tanto, alla fine stai tornando qui in Sicilia. Anche a livello personale cosa rappresenta per te quest'isola? No, questa isola rappresenta un grande cambio nella mia vita, quindi spero di fare tanto bene come ho fatto il primo anno quando sono arrivato qua in Italia e ripagare la fiducia riposta su di me. Arrivi a Trapani, l'anno scorso l'hai affrontata da avversario col Monopoli, società ambiziosa, squadra molto forte. Dimmi un po' le prime sensazioni che hai avuto intanto cominciando ad allenarti con mister Aronica e con i tuoi compagni e poi nel prosieguo del lavoro qui tra Troina e Valderice. Sì, diciamo un percorso che noi vogliamo sia importante, se respira aria di voler fare qualcosa di importante. Io avendo delle esperienze a Catanzaro e a Perugia so cosa significa giocare in questo tipo di piazze, quindi so che gli obiettivi sono ambiziosi e contento di trovarmi in una piazza del genere. Ecco, tu appunto hai giocato a Catanzaro oltre che a Monopoli, il girone C per te non è un segreto, tutti dicono che sia una specie di Serie B però nella categoria inferiore. Quali possono essere secondo te i segreti per affrontarla al meglio e per cercare, perché no, di vincere e essere promossi in Serie B? Sì, sicuramente che il girone C è uno dei gironi più agonistici di tutte e tre. Penso che diciamo, una delle chiavi è fare un bel gruppo, perché alla fine saranno tutti importanti, il primo all'ultimo componente della squadra, quindi pensiamo più a quello e poi nel percorso si vedrà quale sarà la squadra più forte del campionato. Tra l'altro tu, a proposito di gruppo, di compagni, te ne sei praticamente portato uno dietro da Monopoli, che è Ciccio Grandolfo. Che rapporto avete, considerando anche che siete compagni di reparto? No, abbiamo un bel rapporto. Sin dall'inizio, quando sono arrivato a Monopoli, mi hanno accolto bene. Lui, essendo che era da diversi anni che stava lì, quindi sono contento pure per lui che è venuto qua a Trapani a poter dimostrare pure il suo valore. Ecco, la tua storia, quella di un giocatore che dal Sud America arriva in Sicilia, si sta rivedendo in maniera sempre più frequente, soprattutto nelle categorie inferiori, Serie D, eccellenza. Cosa porta un giocatore brasiliano, argentino a scegliere proprio la Sicilia per iniziare la propria avventura nel calcio europeo? No, nel mio caso particolare è stato, non lo so se una coincidenza, ma è stato un amico che già giocava qua e quindi per quello ho fatto questa scelta di venire in Sicilia. Poi ovviamente che il girone C al sud forse diciamo i sudamericani si trovano un pelo meglio, e poi ho fatto altre esperienze perché mi piaceva, in quel momento mi è piaciuto provare altri gironi. Però sicuramente che il girone C è quello che, diciamo, per statistica, quello che mi trovo meglio. Ecco, dal punto di vista del reparto siete tanti, siete tutti forti comunque, giocatori di categoria se non di categoria superiore. Tu a livello personale ti sei posto degli obiettivi per questa stagione? Gli obiettivi personali, secondo me, come ogni volta che inizia un anno nuovo, prima va l'obiettivo squadra. Ovviamente che ci sono tanti giocatori forti, ma è normale, ormai questi tipi di squadra è giusto che ci sia così e che ci sia una bella concorrenza tra i diversi giocatori, però obiettivi personali è quello di portare la squadra più in alto possibile. Poi ovviamente che uno a livello personale vuole fare il meglio, però quello che conta in primis è la squadra. Chiudiamo con un messaggio ai tifosi. Oggi, approfittando dell'allenamento a porte aperte, non si sono fatti attendere, non sono mancati, saranno molti di più al provinciale durante le partite. Che cosa vuoi dire loro prima dell'inizio del campionato? No, io vi dico che per noi sarà importantissimo il vostro sostegno durante tutto l'arco della stagione. Vi aspettiamo ogni domenica e sperando di ripagare sempre la vostra fiducia e speriamo di rivederci il prima possibile.